Eccoci in diretta con l'approfondimento dedicato oggi, l'approfondimento della CGIL dedicato oggi alla campagna fiscale e alla compilazione dei modelli del 730. Al via da domani al CAF di Treviso proprio la campagna fiscale che durerà poi fino a settembre, al 30 settembre, giusto se non sbaglio. Mi rivolgo a Monica Gioma, amministratrice delegata di CAF Veneto Treviso, della provincia di Treviso, e Sara Franchetto, grazie per essere con noi, responsabile fiscale provinciale di CAF Veneto Treviso. E insomma, Monica, inizio da te, ci diamo sempre del tuo. Insomma, certo. Al via la campagna fiscale, domande che sono arrivate ai CAF, da domani il via ufficiale. Come vi state preparando, come vi siete preparati e che campagna fiscale prevedete che sia questa di questa stagione? Sì, iniziamo per anche questo 2025 il periodo che ci vede impegnati appunto nella compilazione dei modelli 730. Ci vedrà impegnati su questo fronte fino a settembre, quindi di fatto abbiamo un lungo periodo per poter elaborare le dichiarazioni appunto 730, ma non solo, di tutti i cittadini che si sono appoggiati l'anno scorso presso i nostri sportelli, ma anche cittadini che eventualmente avranno piacere di rivolgersi a noi per il primo anno. Di fatto abbiamo già inviato a casa appunto a tutti coloro i quali si sono presentati nei nostri sportelli l'anno passato il famoso messaggio con cui li invitiamo a presentarsi in quella giornata, insomma, e a quell'ora presso la sede, ma naturalmente questo appuntamento può essere modificato oppure cancellato qualora insomma la persona non voglia più fare la dichiarazione, non ne abbia bisogno o voglia rivolgersi giustamente ad altri. Noi siamo pronti, le nostre sedi da domani appunto saranno aperte dal lunedì al venerdì con tutta la giornata. È possibile naturalmente prenotare anche nuovi appuntamenti o attraverso il numero telefonico 0422 40 91 premendo il tasto 2, oppure anche tramite i canali naturalmente WhatsApp. È attivo sempre lo 0422 40 91 e c'è un sistema automatico che consente alla persona di poter prenotare eventualmente il suo appuntamento anche comodamente in fasce orarie in cui gli uffici non sono aperti e quindi gli operatori non riescono a rispondere. Però magari è ancora più semplice anche farlo attraverso una mail. Certo. Nel nostro sito vi è appunto l'indicazione della mail a cui è possibile tranquillamente scrivere dicendo che si ha necessità di fissare un appuntamento con il proprio numero di telefono e noi provvederemo naturalmente a ricontattare la persona e a fissargli l'appuntamento. Naturalmente noi gestiremo le nostre giornate con appunto prevalenza di compilazione modello 730, ma non solo. Noi continuiamo chiaramente per tutti i 12 mesi all'anno a elaborare le dichiarazioni ISEE che sappiamo essere lo strumento di fatto, quella famosa dichiarazione dove i componenti del nucleo familiare vanno ad indicare i loro redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari di tutti i componenti del nucleo per poter ottenere quel famoso valore, quell'indicatore che consente appunto di poter percepire degli sconti, eventualmente sussidi oppure insomma altre integrazioni al reddito. Naturalmente questo ISEE è un servizio gratuito che noi, ripeto, ribadiamo, è uno strumento fondamentale proprio perché a prescindere dalla sua gratuità, perlomeno la prima dichiarazione ISEE che viene compilata, è importante perché a volte non si è a conoscenza che non si devono guardare le due CU, magari se siamo marito e moglie, non ci si deve fermare alla sola indicazione e esposizione dei redditi perché il calcolo di fatto è un calcolo particolare che viene naturalmente prodotto dall'INPS e di fatto magari anche
inconsapevolmente si possono ottenere benefici come magari Savno, Alto Trevigiano Servizi, poi magari parleremo di quelli che oggi magari sono delle scontistiche esattamente che possono essere beneficiate. Insomma. Nel corso della puntata infatti avremo modo di toccare pian piano e sviscerare tutti questi temi. Ricorderemo anche il numero per la prenotazione, magari durante il corso della puntata rifaremo vedere anche i contatti dal vostro sito. Ricordo che potete intervenire per chiedere qualsiasi informazione a Monica Giomo e Sara Franchetto con me qui in studio allo 0422 16 28 33 2. Il numero lo vedete in alto in sovraimpressione, l'ho letto anch'io proprio dal monitor, insomma non esitate a chiamarci per qualsiasi perplessità. Entriamo dunque nel vivo della compilazione dei moduli 730, mi rivolgo a te Sara, insomma quale documentazione bisogna innanzitutto conservare per poterla poi esibire proprio ai vostri CAF, che è sempre un po' il fulcro insomma delle problematiche che si rivelano poi nella compilazione del 730. Sì, esatto. Per i cittadini che in questi, diciamo a partire da questo mese si apprestano a compilare la dichiarazione dei redditi, l'annoso problema è sempre quale documentazione devono portarsi appresso quando vanno magari presso gli sportelli dell'intermediario, appunto, certo, per essere aiutati in questo fardello annuale, chiamiamolo così. In primis, sembrerà strano, però ecco, consiglio di controllare nel portafoglio che la carta d'identità e il codice fiscale siano presenti, perché a volte sembrerà strano, però magari il cittadino arriva con tutta la documentazione a posto perché durante l'anno è stato diciamo preciso e poi si dimentica a casa magari le cose più banali. Certo. Detto questo, è chiaro che poi è sempre bene portare con sé la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. Questo perché nel momento in cui una persona comincia a predisporre la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione precedente può essere un aiuto su che tipologia di redditi ha il cittadino, se magari ci sono delle variazioni si possono evidenziare con più facilità, o se magari il cittadino si è dimenticato a casa qualche spesa, magari l'operatore che sta predisponendo la dichiarazione può far presente che magari manca qualcosa che può dare adito a qualche beneficio. Poi chiaramente bisognerà portarsi dietro quelli che sono i documenti che giustificano i redditi, quindi in questo caso la certificazione unica, piuttosto magari che il contratto di affitto se siamo proprietari di un immobile che è stato dato in affitto, oppure ad esempio, adesso faccio ad esempio delle badanti o magari dei giardinieri, comunque quei lavoratori che sono alle dipendenze di privati che non rivestono il ruolo di sostituti d'imposta, hanno al posto della certificazione unica classica che siamo abituati a vedere la dichiarazione sostitutiva, quindi sostanzialmente è un foglio riepilogativo di quali sono i compensi che hanno percepito durante l'anno. Chiaramente questa è la parte reddituale, poi la dichiarazione viene compilata anche con la parte delle spese, che è quella che ci dà diritto sostanzialmente ai rimborsi. Abbiamo già una chiamata, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, con Alfredo, niente, volevo chiedere, stavo guardando appunto qui la signorina, ma dice che il problema sono gli utenti che non vengono con questo, con quello, non hanno la documentazione dell'anno prima. Io ho già fatto la denuncia dei redditi e praticamente non sanno ancora le aliquote, devo tornare chissà tra quando mi chiameranno. Alfredo, innanzitutto da dove chiama? Dalla provincia di Vicenza. Ok Alfredo, grazie mille. Sara, insomma, cosa possiamo rispondere al signore? Penso che il signor Alfredo sia uno di quei contribuenti che sostanzialmente è incappato nella problematica relativa al calcolo degli acconti per il prossimo anno. Allora, sostanzialmente questa, bisogna dirlo, è una battaglia che la CGIL ha portato avanti
dalle istruzioni definitive dell'Agenzia delle Entrate è emerso che, sebbene l'anno scorso abbiamo visto l'introduzione di un sistema a tassazione a 3 aliquote, in realtà il calcolo degli acconti era previsto con gli scaglioni vecchi, per cui può succedere, per come sono le regole al momento, che magari io ho un debito di una certa cifra, ma l'acconto mi viene calcolato con il sistema vecchio e pertanto può essere che l'acconto risulti maggiore rispetto poi al saldo effettivo che io devo. Appunto la CGIL, ripeto, ha fatto una battaglia per questo, il MEF ha già espresso diciamo, il desiderio di sistemare l'inghippo e quindi la problematica che si segnalava il signor Alfredo è questa, cioè si sta aspettando la disposizione del Ministero per far sì che poi gli acconti siano effettivamente calcolati con la normativa nuova e non con la normativa vecchia. Grazie intanto per la risposta e speriamo di essere stati utili al signore. Sara. Purtroppo il signor Alfredo era stato bravo, aveva preparato tutta la documentazione, può succedere ogni tanto anche... Sì, ogni tanto c'è qualche disguido a livello più tecnico, però insomma non si deve preoccupare. Sara, chi è che può utilizzare, parlavamo dei sostitutivi, chi è che può utilizzare il 730 con sostituto e senza sostituto? Sì, allora il 730 si può presentare in queste due modalità, con il sostituto o senza sostituto. Ovviamente ci sono delle differenziazioni. Con il sostituto vuol dire che la liquidazione del 730 verrà gestita attraverso il datore di lavoro, senza il sostituto vuol dire che la liquidazione verrà gestita dall'Agenzia delle Entrate. Per poter optare per il 730 senza sostituto, io cittadino devo avere un datore di lavoro non solo nel mese in cui viene elaborata la pratica 730, ma anche i 3 mesi successivi. Questo perché le operazioni di conguaglio hanno delle tempistiche che possono essere anche piuttosto lunghe a seconda delle casistiche, per cui da normativa è previsto che se io utilizzo il modello senza sostituto devo avere almeno 4 mensilità coperte per essere sicuro che poi il datore di lavoro effettivamente riesca a fare il conguaglio correttamente. E chiaramente se avrò un credito, il datore di lavoro mi erogherà il credito. Se avrò un debito, nella busta paga tratterrà il debito dovuto. Se invece si sceglie di presentare il 730 senza sostituto, vorrei sottolineare la parola sceglie perché dall'anno scorso c'è la possibilità anche per chi ha il sostituto di decidere di non utilizzare questa modalità, quindi chi farà il modello 730 senza sostituto si vedrà gestita la liquidazione dall'Agenzia delle Entrate. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che se ho un credito, questo mi verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate, ovviamente con delle tempistiche più lunghe rispetto al datore di lavoro. Quindi a partire grosso modo da dicembre l'Agenzia delle Entrate comincerà a erogare i rimborsi. Ovviamente se il cittadino ha comunicato l'IBAN all'amministrazione finanziaria, questi rimborsi saranno più veloci rispetto a chi non ha fatto questo passaggio e dovrà aspettare quindi il bonifico domiciliato a casa. Se invece c'è un debito, questo debito viene saldato con un modello che si chiama F24 e che viene versato dal cittadino in maniera autonoma. Però ci sono vorrei fare un piccolo inciso, chiaramente queste sono due modalità, ovviamente a seconda dei requisiti uno può scegliere una piuttosto che l'altra, però ad esempio ci sono situazioni un po' di incertezza, faccio ad esempio la persona che è appena andata in pensione o che ha appena cominciato a percepire la NASPI, in cui magari io sono certo del reddito che arriverà in futuro, però non sono certo del momento in cui questo reddito mi verrà erogato. È chiaro che nelle situazioni di incertezza, per evitare che poi ci siano disguidi successivi, è meglio affidarsi alla modalità senza sostituto, magari aspettare un po' di più per il rimborso, ma essere sicuri che questo rimborso arriva con delle tempistiche accettabili.
perché poi succedono i disguidi e quindi poi le tempistiche si allungano. A volte è necessario poi presentare il 730 integrativo, quindi con un ulteriore aggravio da parte sulle tasche del cittadino, e quindi magari è meglio fare una scelta di prudenza iniziale piuttosto che rischiare subito. Monica, ci tenevi a precisare una cosa importante. Sì, noi stiamo parlando di modello 730, però ricordiamo a chi ci ascolta che naturalmente una platea ancora di cittadini può utilizzare il modello redditi, è quella modulistica che noi abbiamo conosciuto negli anni passati e che all'epoca si chiamava 740, ha avuto il nome di modello unico e adesso hanno deciso di chiamarlo modello redditi persone fisiche. Di fatto questo tipo di dichiarazione si diciamo affianca al modello 730. Oggi chi può utilizzare il modello redditi? Coloro i quali hanno dei redditi particolari che non trovano collocazione proprio rispetto ai quadri che l'agenzia appunto ha stabilito all'interno del 730. Naturalmente il modello redditi viene utilizzato anche da tutti coloro i quali hanno partita IVA, infatti approfitto per ricordare che il CAF della CGIL provincia di Treviso gestisce e diciamo assiste anche appunto tutta quella platea di lavoratori non subordinati che hanno attività appunto non da lavoratore dipendente, quindi assunto da un'azienda, ma che appunto hanno la partita IVA e riusciamo appunto a dare loro la massima assistenza sui fronti naturalmente sia fiscali ma anche amministrativi e previdenziali, appunto anche in collaborazione con i colleghi del nostro patronato INCA. Quindi il futuro quale sarà? L'Agenzia Entrate, noi abbiamo sempre imparato a conoscere questo modello 730 come il modello che doveva essere semplificato, quindi doveva consentire ai cittadini italiani sostanzialmente di andare ad indicare all'interno di questa dichiarazione i propri redditi, ma è nato soprattutto per favorire diciamo, il rientro nelle tasche diciamo, del lavoratore piuttosto che del pensionato delle spese che uno sostiene, quindi tutto ciò che io ho sostenuto da gennaio al 31/12/2024 ho possibilità di recuperare una detrazione o una deduzione e attraverso il sostituto d'imposta di cui parlava poco fa Sara, datore di lavoro o anche senza il datore di lavoro, posso portare a casa appunto questa somma. Il modello redditi di fatto arriverà ad essere quel modello utilizzato solo in futuro probabilmente da chi ha la partita IVA. Okay. Tutto potrà essere gestito all'interno del 730. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, sono Patrizia Bosi che chiamo da Mantova, pensionata, molto interessante la vostra trasmissione, che guardo sempre, e la mia domanda è questa. Io sono pensionata, ho una reversibilità, una pensione di lavoro e volevo sapere se è già stato pubblicato il precompilato del 730 o no? Signora, adesso le rispondiamo subito. Allora, la dichiarazione precompilata del 730, presumo che la signora si riferisca ovviamente a quella che compare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, di solito viene messa a disposizione verso la fine del mese e poi c'è la possibilità ovviamente di utilizzarla e quindi di inviare i dati verso la metà di maggio di solito. Poi ci sono, comunque le date a volte sono variabili perché poi è molto soggettivo, dipende da quando vengono pubblicate le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, quest'anno sono arrivate abbastanza in ritardo verso la metà di marzo, o se ci sono delle proroghe, ad esempio per i soggetti terzi che devono inviare i dati all'Agenzia delle Entrate, quindi se poi viene prorogato qualche scadenza per l'invio, queste date magari subiscono delle piccole variazioni. Grazie mille, allora speriamo signora di averle risposto. Noi torniamo ad approfondire questo tema, ma subito dopo la pubblicità, tra poco.
Eccoci tornati in studio, in diretta con l'approfondimento CGIL dedicato oggi al tema della campagna fiscale e della compilazione del 730. Stavamo proprio parlando di questo. Una signora da Mantova ci aveva chiamato poco prima della pubblicità chiedendo sostanzialmente quando potevano essere resi pubblici i moduli precompilati, e Monica su questo voleva fare un inciso. Ruolo mi dà spunto e modo di spiegare il ruolo degli intermediari. Il CAF è un centro autorizzato di assistenza fiscale, è nato per poter dare supporto ai cittadini in tutti quegli adempimenti che sono di fatto necessari per dialogare con l'Agenzia Entrate, e uno di questi magari è proprio la dichiarazione dei redditi. La signora prima ha fatto una domanda e Sara appunto ha spiegato che l'accesso al cassetto fiscale, dove io trovo la mia dichiarazione precompilata, che di fatto dal 2015 l'Agenzia Entrate mette a disposizione per tutti i cittadini, la tempistica è relativamente maggio. Noi in qualità di intermediari cos'è che di fatto possiamo fare? Possiamo sostanzialmente dare assistenza a tutti i cittadini che magari non sono in grado di gestire questo adempimento, o se anche lo fossero, di poter dare loro una garanzia naturalmente di quello che è l'attività e la compilazione della dichiarazione, utilizzando attraverso una delega che noi chiediamo di compilare al cittadino l'autorizzazione a ricevere i dati che di fatto sono contenuti all'interno di ciascun cassetto fiscale. Noi non potremo mai accedere, io non potrò mai accedere nel cassetto fiscale né di Edi e né di Sara naturalmente, perché ognuno accede con il proprio SPID nel proprio. Noi come intermediari però possiamo ricevere delle informazioni che ci sono utilissime per poter appunto gestire al meglio la dichiarazione dei redditi del cittadino. A volte succede che cosa? Noi prima anche con l'utente prima parlavamo di documentazione, ricordavamo appunto la necessità da domani la persona, noi invitiamo il cittadino a presentarsi presso i nostri sportelli con tutta la documentazione, quindi con le spese sanitarie, il mutuo, le assicurazioni, tutte le spese dei figli, nonché naturalmente tutte le certificazioni reddituali. Ecco, noi naturalmente ci basiamo sicuramente su quello che ogni cittadino porta con sé, ma facciamo anche affidamento naturalmente a quelle che sono le informazioni che l'Agenzia Entrate ci trasmette, previa autorizzazione naturalmente a poterle ricevere. Quindi insomma cerchiamo di fare al meglio, e posso assicurarvi che magari a volte succede, ma può succedere a tutti, che non recuperiamo più una spesa medica, l'abbiamo smarrita, non troviamo una certificazione di reddito, quindi una CU. Il fatto di avere quell'informazione ci consente di poter far fare al cittadino comunque una compilazione perfetta e puntuale della sua dichiarazione di redditi, e soprattutto portare in detrazione o in deduzione tutte le spese di cui giustamente ha sostenuto nel corso dell'anno precedente 2024. Quindi. Puntualissima, chiarissimo. Sara, mi rivolgo a te. 730-2025, che novità ci sono, se ci sono? Allora, ci sono delle novità positive e poi ci sono delle complicazioni nell'elaborazione. Dico questo perché da quest'anno il modello praticamente ha visto un moltiplicarsi di quadri, nel senso che sono entrati all'interno del 730 dei redditi che prima transitavano unicamente attraverso il modello redditi persone fisiche che prima citava Monica, per cui questo fa sì che il modello 730 possa essere utilizzato da sempre più persone. Ad esempio, fino a qualche anno fa, se un cittadino non aveva un reddito da lavoro dipendente piuttosto che da pensione, non poteva utilizzare il modello 730, ma senza andare molto distanti, basta pensare banalmente al solo affitto.
Fino a qualche anno fa era impensabile presentare un 730 se si aveva solo redditi d'affitto, mentre adesso senza problemi si usa il 730 senza sostituto e si può tranquillamente utilizzare un modello che rispetto al modello redditi, diciamo, rimane ancora semplificato, ma che si è popolato sempre di più di, diciamo, questi nuovi quadri che ci permettono di ampliare quella che è la platea. Questo perché in qualche maniera anche il legislatore vuole spingere il cittadino medio, comunque il cittadino che non ha una partita IVA aperta, a utilizzare un modello che, come ho detto prima, risulta leggermente semplificato rispetto al modello redditi. Per quanto riguarda le novità, ci sono delle novità che riguardano la tassazione in primis. Come dicevo prima rispondendo al signor Alfredo, il 730 2025 vede ovviamente l'introduzione degli scaglioni a 3 aliquote. Noi siamo partiti con gli scaglioni a 5, man mano si sono ridotti e dal 2024 abbiamo gli scaglioni, paghiamo l'IRPEF in base a 3 aliquote. Doveva essere una misura provvisoria solo per il 2024, però poi la legge di bilancio 2025 ha previsto che questi 3 scaglioni vadano a regime, quindi noi usufruiremo di questa misura anche nel 2025. Dopodiché, per agevolare i redditi da lavoro dipendente più bassi, si è deciso di innalzare la detrazione dal lavoro dipendente, che è quella che ci fa pagare un po' meno di imposta, per i redditi sotto i 15.000, perché anche le detrazioni ovviamente hanno, diciamo, una ragione modulare, per cui a seconda del reddito complessivo che io ho, la mia detrazione, che sia di lavoro, che sia di pensione o che sia per familiari a carico, viene un po' rimodulata, ovviamente tenendo conto della capacità contributiva che ogni cittadino ha. E quindi abbiamo visto appunto un innalzamento, è stata parificata a quella di pensione e siccome diciamo, quella che si chiama no tax area, quindi diciamo, la quota di reddito per cui non viene applicata imposta, perché in realtà l'imposta è abbattuta dalle detrazioni, si è un po' innalzata, per far sì che ovviamente i cittadini che l'anno precedente avevano preso il trattamento integrativo, che sono 1.200 euro, quindi non sono pochi, non rischiassero di perdere questo beneficio, è stato introdotto un piccolo correttivo. E dopodiché ci sono delle modifiche anche a livello della tassazione degli affitti e in particolar modo della locazione breve. Quando parliamo di locazioni brevi, in realtà parliamo delle locazioni a finalità turistiche, quindi quando affittiamo il nostro immobile per le vacanze. Ecco, quindi stiamo parlando di contratti che hanno meno di 30 giorni, che non hanno l'obbligo della registrazione all'Agenzia delle Entrate e che possono godere della cedolare secca fino all'anno scorso, o meglio fino alla dichiarazione dei redditi dell'anno scorso, quindi 730 2024, scontavano un'unica aliquota, quella del 21%, invece per gli affitti percepiti nel 2024 avremo una differenziazione, una precisazione. Le locazioni brevi che entrano nella dichiarazione dei redditi riguardano locazioni su un massimo di 4 appartamenti. Se gli appartamenti che sono affittati sono più di 4, c'è l'obbligo di aprire la partita IVA, di fare il modello redditi e quindi una gestione completamente diversa. Ecco, restando al 730, quest'anno avremo il primo appartamento che sconterà l'aliquota del 21%, mentre gli altri 3 avranno diritto all'aliquota al 26%, salvo poi la decisione magari di tassare l'affitto in ordinaria, perché magari si hanno tante spese e risulta più conveniente. Per chi ha riscosso l'affitto tramite l'intermediario, quindi ha in mano una CU che viene rilasciata dai vari portali, l'intermediario, ovviamente per non avere complicazioni, la norma ha previsto che l'aliquota che viene applicata dall'intermediario è quella del 21%.
Quindi se prima in qualche maniera quell'acconto che versava l'intermediario per nostro conto alla fine copriva il saldo dell'imposta dovuta, per i redditi incassati nel 2024, ovviamente se io ho almeno due appartamenti affittati, è chiaro che quell'acconto non sarà sufficiente a coprire il saldo poi dovuto. E quindi la dichiarazione servirà insomma per versare anche le tasse, la differenza con le tasse. Certo, poi ci sono anche detrazioni a proposito di case, ci sono delle detrazioni sulla casa e anche dei cambiamenti rispetto al superbonus, giusto? Certo, il superbonus purtroppo è gioia e delizia dei fiscalisti, diciamo che ha avuto tante problematiche in corso d'anno, da quando è stato introdotto nel 2020, però bisogna ricordare che si parla sempre del superbonus in relazione diciamo alle varie truffe che sono state fatte non solo ai danni dello Stato ma purtroppo anche ai danni dei cittadini inconsapevoli, ma in realtà questa è una detrazione residuale se poi noi guardiamo all'interno della dichiarazione dei redditi, perché all'interno della dichiarazione dei redditi ci sono tante altre diciamo agevolazioni per quello che riguarda la casa. Ad esempio l'anno scorso c'è stata, abbiamo visto una proroga dell'agevolazione Under 36, un'agevolazione che la manovra di bilancio 2024 non aveva avuto intenzione di prorogare. In realtà con la conversione del decreto mille proroghe da marzo abbiamo avuto la possibilità di godere nuovamente di questa agevolazione. Che cosa consiste? Diciamo che è nata per agevolare i giovani che vogliono comprare un immobile da adibire ad abitazione principale. Quindi stiamo parlando di persone che hanno meno di 36 anni, che hanno un ISEE inferiore ai 40.000 euro. E che cosa prevede questa agevolazione? Prevede che se io ovviamente acquisto un immobile da adibire ad abitazione principale e magari contestualmente sottoscrivo anche il mutuo, non devo versare le imposte di registro, le imposte catastali, l'imposta sostitutiva sull'erogazione del mutuo. Se invece ho comprato da costruttore, quindi ho pagato l'IVA, questa IVA verrà recuperata attraverso la dichiarazione dei redditi. Poiché la proroga diciamo, è stato un po' un regalo dell'ultimo minuto, l'hanno vincolata al fatto che per aver diritto all'agevolazione il cittadino al 31/12/2023 doveva sottoscrivere e registrare un contratto di vendita preliminare. Quindi se il contratto è stato registrato nel 2024 purtroppo la possibilità di godere di questa agevolazione è sfumata. Per quanto riguarda invece gli atti notarili che sono stati sottoscritti tra il 1° di gennaio e la fine di febbraio, ovviamente nel momento in cui gli atti sono stati sottoscritti non era presente la norma, quindi questi cittadini dovranno dovevano essere comunque in possesso l'anno scorso dell'attestazione ISEE, dovranno chiedere al notaio un atto integrativo per attestare che avevano i requisiti e poi potranno in qualche maniera recuperare l'agevolazione e la dichiarazione dei redditi quest'anno. Monica, prima di intervenire c'è qualcuno al telefono che ci fa una domanda. Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, ma con Lia. Lia, signora, buongiorno. Sì. Da dove chiama? Buongiorno, da Este. Grazie. Ci dica. Volevo chiedervi una cosa in aderenti 730. Allora, io la settimana scorsa ho fatto 730, vivo assieme con mia figlia che prende 9.000 euro all'anno. Quindi loro mi hanno detto che mia figlia non può essere a carico a me, deve fare 730 per conto suo. È giusto questo? Allora signora Lia, sostanzialmente ci sono dei requisiti reddituali per essere considerati fiscalmente a carico.
Allora, sostanzialmente il limite reddituale per tutti i familiari a carico è 2.840,51, però per i figli che hanno meno di 24 anni il limite reddituale è 4.000. Ad esempio nel caso dei figli non c'è l'obbligo della convivenza, quindi lei ha la figlia che convive con lei ma potrebbe anche vivere da un'altra parte. Il problema è che ovviamente il reddito della figlia magari non è un reddito tale per cui si recupera magari il grosso delle sue spese, però quello che consigliamo sempre, soprattutto a chi si affida a un intermediario, è quello di esporre i vostri casi, le vostre perplessità, perché poi a volte discutendo delle casistiche si può scoprire che ci sono delle agevolazioni che magari non ci si rendeva conto, che anche fare la dichiarazione dei redditi con un reddito basso magari non sono state conteggiate correttamente le imposte, perché faccio un esempio molto semplice, magari io non ho lavorato tutto l'anno, ho lavorato una parte dell'anno, il mio datore di lavoro mi ha applicato la detrazione rapportata al periodo di lavoro, ma magari io avevo diritto alla detrazione minima e pertanto posso recuperare le imposte che sono state versate dal datore di lavoro. Questo però lo devo fare attraverso la dichiarazione dei redditi, perché magari se il cittadino pensa no ma io ho solo una certificazione unica, il datore di lavoro si è preoccupato di fare tutto, non ho case, non ho familiari a carico, non ho spese, la dichiarazione dei redditi magari questa volta non la faccio, a volte si rischia di perdere un'agevolazione. Ma faccio anche il semplice esempio di marito e moglie che vanno a fare la dichiarazione dei redditi assieme, che magari al datore di lavoro hanno detto di mettere il carico dei figli al 50%, poi si scopre magari che uno dei due ha un reddito basso per cui non è conveniente avere la detrazione per figli a carico. In quella casistica lì si può spostare la detrazione verso l'altro coniuge, per il coniuge che si vede diciamo azzerata la detrazione magari non ci sono diciamo grosse differenze perché magari c'ha delle spese che copre perché comunque è totalmente incapiente, mentre l'altro coniuge riesce a recuperare il 50% che altrimenti sarebbe andato perso o parzialmente perso. Quindi il fatto a volte di pensare no quest'anno non vado, non faccio, no, è tutto a posto, ecco io inviterei tutti i cittadini che magari non sono in grado di agire sul sito dell'Agenzia delle Entrate, perché ripeto il contenitore che mette a disposizione l'Agenzia delle Entrate, come diceva Monica, è un contenitore dove ci sono tanti dati, però è un contenitore che possono usare solo le persone che hanno una certa conoscenza della materia. Chi invece ha delle difficoltà a capire i meccanismi del fisco è più opportuno e anche più prudente che si rivolga a dei professionisti. Grazie Sara. Monica. Sì, volevo fare un approfondimento e approfittare appunto di ciò che ha spiegato Sara relativamente a una serie di spese e di oneri che vengono comunemente chiamate spese pluriennali, quindi a volte sono spese importanti che uno sostiene. Il suggerimento che diamo noi come diciamo operatori fiscali è quello, prima di sostenere determinate spese, di fare un passaggio, prendere un appuntamento per poter avere un quadro completo anche di quelli che sono gli aspetti fiscali, perché a volte si mettono insieme, come ad esempio quando dobbiamo acquistare casa, dobbiamo sostenere un mutuo, ci sono più soggetti che intervengono diciamo nel processo di acquisto di un immobile. Ci sono degli aspetti fiscali che devono essere assolutamente tenuti in considerazione, tempistiche ad esempio, o indicazioni particolari all'interno del contratto stesso, che se non vengono rispettati chiaramente queste condizioni, poi in fase di compilazione della dichiarazione di redditi magari ci si può trovare a delle sorprese insomma un po' amare, perché ad esempio quel tipo di spesa non può essere portata in detrazione o completamente o parzialmente, quindi è sempre bene mettersi un po' in sicurezza. Per quanto riguarda poi la questione appunto che Sara ha
esplicitato molto bene di quello che è la compilazione del solo 730 anche in presenza di una sola CU, io dico sempre che il 730 è un'opportunità, proprio perché a volte ci si trova a diciamo, lavorare presso una o più aziende nel corso d'anno, in questo caso 2024. Non si è giustamente a conoscenza di quello che è l'obbligo eventualmente di presentazione della dichiarazione, ma soprattutto non si è coscienti del fatto che anche solo in presenza di una CU il datore di lavoro può non aver inserito correttamente una detrazione. Io guardo al positivo chiaramente, certo. Poi ci si può trovare anche, però bisogna dirlo, nella condizione in cui quella certificazione reddituale non è un errore nella compilazione, ma a volte è solo una non comunicazione di alcune informazioni che i datori di lavoro con i consulenti del lavoro hanno bisogno e ci fanno magari compilare con quei prospetti che ci consegnano di solito a inizio anno per appunto capire le detrazioni, se ci sono familiari a carico, se uno ha diritto o meno al trattamento integrativo. La sicurezza, se quella certificazione è corretta o ci può far portare a casa delle eventuali detrazioni che non abbiamo goduto attraverso la busta paga nel corso dell'anno, è sicuramente il 730, quindi ecco il 730 come strumento di sicurezza. Il fatto di presentare la dichiarazione, aggiungo un altro elemento: se io comunque presento la dichiarazione dei redditi e poi malauguratamente vengo a scoprire che anche a distanza di tempo ho omesso di andare ad indicare una spesa che ho trovato nel cassetto, il fatto di aver presentato la prima dichiarazione mi salva, perché ho possibilità di integrarla. Se io trovo la spesa e non ho presentato la prima dichiarazione dei redditi, non posso integrare nulla perché ho omesso di presentare la dichiarazione. Vogliamo ricordare anche le tempistiche, magari, visto che... Sì, certo. Allora, la dichiarazione modello 730 30 settembre 2025, mentre per il modello redditi siamo ancora al 31 ottobre 2025, quindi c'è questo sfasamento. Chi non dovesse, diciamo, stare dentro a queste tempistiche, 30 settembre è inderogabile, non c'è un margine, voglio dire, entro il quale poi si può presentare un primo 730, quello è e quello rimane. Diversamente dal modello invece redditi si ha rispetto al 31 di ottobre, che è la scadenza naturale, altri 90 giorni per poter presentare la dichiarazione, diciamo la prima dichiarazione, pagando una breve sanzione, ma diciamo che si ha un margine aggiuntivo per agire qualora insomma ci si dimentichi, ecco, della scadenza. Noi abbiamo circa 5 minuti per poter fare un attimo un passo indietro e spiegare se ci sono, per esempio, nelle modalità di pagamento all'estero di qualche prestazione che noi pensiamo possa essere detraibile, se c'è qualche problema e come si fa a presentarla in qualche modo. Allora, intanto partiamo da un concetto che noi abbiamo acquisito ancora nel lontano anno d'imposta 2020, ossia un concetto che riguarda la tracciabilità. La tracciabilità è una indicazione che l'agenzia ha dato, ossia tutte le spese devono essere tracciate, il termine ci aiuta, e quindi il pagamento deve essere fatto con sistemi, ad esempio gli assegni, i bonifici, la carta, il POS, la carta di credito. Diversamente il contante, quindi tutte le spese per le quali, insomma, genericamente spese veterinarie, spese scolastiche, quantanti, devono essere tracciate. Ci viene consentito ancora il pagamento in contanti per quelle spese mediche che vengono sostenute presso chiaramente il sistema sanitario nazionale. Per farla semplice, o se vado in farmacia posso ancora pagare in contanti. Per quanto riguarda le spese all'estero, di fatto, voglio dire, le disposizioni sono le medesime, c'è un elemento aggiuntivo chiaramente legato alla lingua, perché giustamente insomma penso che Sara possa citare e fare tantissimi esempi di spese sostenute all'estero. Allora leggo per non sbagliare le lingue, naturalmente. Allora serve la traduzione, naturalmente la può fare direttamente l'utente qualora la documentazione sia redatta in inglese, francese, tedesco e spagnolo.
spagnolo, quindi la traduzione può essere redatta direttamente dal contribuente. Ok. Se viene presentata in una lingua diversa, diversamente la traduzione deve essere giurata, quindi ci vuole chiaramente insomma che la documentazione sia a posto, e naturalmente l'agenzia su questo è molto rigida. Magari non so Sara se vuoi fare un inciso, perché di recente insomma ha anche precisato con delle disposizioni molto ferree. A volte ci troviamo in difficoltà perché la spesa è stata sostenuta nel 2024, la persona viene l'anno dopo con la certificazione e l'agenzia non si accontenta di ciò che eventualmente il contribuente porta a noi. Sì, purtroppo è successo che l'Agenzia delle Entrate ci abbia contestato delle spese, in questo caso erano spese croate del dentista, che erano state tradotte in Croazia. E quindi di fatto la fattura era stata tradotta, asseverata ovviamente da un traduttore certificato in Croazia, però l'agenzia sostanzialmente ha detto non va bene che la fattura sia tradotta nel paese di origine, deve essere tradotta sostanzialmente in Italia, perché non ci sono delle convenzioni con questi paesi. In realtà ci sono delle convenzioni che prevedono l'apostille, che sostanzialmente che cos'è l'apostille? Io faccio una spesa all'estero, questa mi viene tradotta dal traduttore all'estero e io vado in prefettura a pagare un corrispettivo di una marca da bollo, dove sostanzialmente mi asseverano in qualche maniera che il traduttore che ha tradotto la fattura è un traduttore certificato, per farla molto Certo. semplice, che quindi la traduzione ha tutti i requisiti di legge. Diciamo che fino a qualche anno fa l'apostille ce la chiedevano solo per i documenti pubblici, quindi per i documenti per cui io magari richiedevo le detrazioni per familiari a carico, però fino ad ora non ci avevano mai contestato una traduzione fatta all'estero. Certo. Per cui ecco, qui invitiamo magari, siccome è sempre più diffuso il fatto che il dentista, che è una spesa piuttosto onerosa, venga fatta in paesi esteri. Abbiamo la Croazia, ma abbiamo avuto Albania, Macedonia, quindi siccome anche sempre più diffuso che i dentisti all'estero magari si mettano d'accordo con i traduttori del posto per far tradurre direttamente la fattura, quindi senza troppi scambi o preoccupazioni da parte del cittadino, quello che invitiamo a fare è, se non vi è messa la fattura in italiano bilingue, che allora non ha queste problematiche, e non vi propongono la traduzione all'estero, vi consigliamo di fare la traduzione in Italia. È vero che è più onerosa, però avete la certezza che nessuno vi può contestare questa traduzione. Se invece la fate all'estero, sappiate che magari la semplice traduzione col timbro del traduttore potrebbe non bastare. Monica, siamo in chiusura, delle informazioni che ci tenevi a darci? Sì, allora, ritornando un attimo alla questione ISEE, vi ricordo che eventualmente sul nostro sito www.cgltreviso.it noi cerchiamo di mettere a conoscenza i cittadini, quindi accedendo semplicemente al sito, nella home page trovate delle informazioni sicuramente utili. Anche se non siete residenti in uno dei comuni che sono serviti ad esempio in questo caso da Savno, che è il gestore dei rifiuti, sappiate che potete eventualmente comunicare a un vostro conoscente che può usufruire di uno sconto in fattura semplicemente rinnovando l'ISEE. Se l'ISEE di quella famiglia sta al di sotto dei 15.000 euro, tranquillamente entro il mese di novembre 2025 ha la possibilità, venendo al CAF e portando l'ultima fattura, di poter appunto beneficiare dello sconto. Idem compatate per Alto Trevigiano Servizi, c'è una scadenza un po' anticipata perché di fatto scade a metà maggio, ma anche in questo caso rinnovo ISEE, domanda sia per l'uno che per l'altro gratuito, il cittadino non deve fare nulla se non passare con la fattura e noi provvediamo poi a comunicare tranquillamente i suoi dati al gestore, il quale metterà lo sconticino nella prima fattura utile dell'anno successivo.
Chiarissimo, grazie dunque a Monica Giomo, amministratrice delegata di CAF Veneto, provincia di Treviso, Sara Franchetto, responsabile fiscale provinciale del CAF Veneto, provincia di Treviso, come sempre per aver approfondito questi temi così utili, e grazie a voi per averci seguito fino a qui. A tutti l'augurio di una buona giornata, arrivederci.